Siamo con Luca Chiarello, il coach del Y Sport Hockey Valdagno. Siamo a fine stagione, abbiamo detto prima, finale di partita. Valdagno la porta a casa 3-2, conquisti il nono posto, andrà in USA Europe Cup. Vogliamo dire due parole su quest'ultimo incontro e sulla stagione. Ma volevamo finire in bellezza, a testa alta, ci siamo riusciti, quindi ok, va bene così. Dispiace perché per come abbiamo fatto durante la stagione 39 punti non vengono per caso. Pensavamo di poter almeno una delle tre partite fondamentali della stagione, a Follonica in Coppa Italia, con l'Igualada in Coppa USA e quel Sandrigo per entrare nei playoff, pensavamo almeno una delle tre di poter fare qualcosa in più. Non ci siamo riusciti, però alla fine non possiamo dire che è una stagione fallimentare, perché 39 punti, ripeto, non vengono per caso. Io sono contento perché almeno le ultime due partite le abbiamo giocate con voglia di finire bene e niente, io ripeto, sono dispiaciuto più io che tutti quanti per non per essere arrivati ai playoff e poter disputare qualche partita in più, però la pallina è tonda e poi ogni partita ha le sue incognite. Diciamo che Valdagno è stata anche la squadra che ha dato più fastidio di tutti all'Igualada in Coppa, no, alla fine. Sì, noi con l'Igualada c'è da dire che all'andata abbiamo disputato una buona partita, abbiamo perso 2-1 e poi in casa, ragazzi, ci mancava il nostro giocatore fondamentale, Giuliani. Giuliani si è fatto male nel momento clou della stagione, i primi 4 mesi ha fatto il bello e il cattivo, poi contro l'Igualada ci mancava lui, siamo stati bravi a portare la partita ai rigori, poi a rigori oltranza, e poi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo avuto 4 match point, di cui 3 su tiro e 1 su parata, che non siamo riusciti a sfruttarlo. Però a me dispiace tantissimo, perché aver fatto la finale e averla magari fatta anche qui perché la società voleva questo sarebbe stato fantastico. Speriamo per l'anno prossimo, perché adesso ci stiamo preparando già con degli acquisti diciamo giovani, che sicuramente porteranno entusiasmo e intensità. Ecco, adesso ci lo dicevamo, testa bassa a lavorare con la nuova squadra, il momento di pausa adesso. Sì, no, adesso fino a fine maggio ci alleniamo, poi ognuno andrà a riposarsi. E poi a fine agosto, primi settembre, dipende da quando comincerà il campionato, se comincerà la prima settimana di ottobre o la seconda, adesso ci diranno, vediamo quando trovarci. Però siamo consci che anche se arriveranno dei giovani, ci crediamo di poter fare meglio di quest'anno. Molto bene, grazie mister.